Allora, avremmo dovuto cominciare da qui per un discorso che è collegato anche alla produzione giovanile. Fanciulla ascolta il sussurro di Panne. La figura al centro, incastrata nel cerchio all'interno del triangolo, simbolo chiaramente esoterico, lo strumento di Panna al centro, che sembra quasi un riverbero di luce verso la parte bassa, e siamo quindi legati a una dimensione mistico-esoterica che un po' rappresenta anche lo studio, diciamo, dell'artista di una fase delicata della coscienza, ma della ricerca di ciò che va oltre, quasi in chiave metafisica, che ha saputo realizzare anche con dei colori particolarmente coinvolgenti, che vanno dal rosso all'arancio al giallo, quasi abbiamo svolto altro come un'esplosione proprio di arte in sé, dove l'elemento mistico ed esoterico è la chiave di lettura dell'opera stessa. È in pastello e grafite su carta, e c'è un chiaro richiamo paganeggiante che, unito agli elementi esoterici, consente proprio di dare una chiave di lettura diversa del reale e spesso indagata nei suoi aspetti superficiali, quando invece dobbiamo andare oltre. Diceva sempre Gombrich, per capire la valenza di un'opera d'arte bisogna andare alle spalle del quadro, alle spalle dell'opera. Ma alle spalle di un'opera cosa c'è? Spesso e volentieri non c'è nulla, c'è la tela vuota, c'è la parte, diciamo, in altri casi si vedono delle ombreggiature, si vede ma in realtà l'invito è proprio a cercare di varcare quello che è rappresentato per arrivare all'idea, alla passione, al sogno. È un olio e collage su tela, questo è un tema ricorrente nell'arte ma anche nella letteratura, e prevalgono nella parte destra dell'opera i colori legati al blu, all'azzurro, con le varie sfumature che proprio traducono la dimensione onirica. Quindi in questo caso, ecco, per restare in tema di psicocromatografia, Giuseppe va appieno a sposare questi elementi, creando volutamente una contrapposizione con quasi una parte incompiuta, quella a sinistra delle gambe della figura distesa, che rappresentano quindi la dimensione spesso proprio trasognata, ecco, in bilico tra pieno sonno e fase invece di realizzazione degli elementi più chiari, quindi dell'elemento giorno. Quindi c'è un contrasto luce-oscurità che fa riflettere anche sul fatto che spesso e volentieri la dimensione del sogno nella maggior parte dei casi è completiva e correttiva rispetto a quello che abbiamo nel reale, e quindi anche in questo caso una visione d'insieme che vuole metterci nelle condizioni, proprio attraverso anche il sogno, di completare i dissidi del reale. Quindi poi al centro abbiamo Gala e Dalì, quindi un omaggio a Dalì. Nella figura in alto a destra, Gala, la moglie, nel basso a sinistra. Peraltro mi permetto, ecco, di ricordare una cosa carina. Noi abbiamo qui tra gli ospiti la professoressa Civello, figlia del grande poeta castarense Civello, e mi diceva che Gala, la moglie di Dalì, fu portata qui proprio grazie a suo padre. La moglie è quasi in adorazione statica, vedete, di contro Dalì aveva sempre questa tendenza un po' ad essere accentratore, e la prevalenza di colori legati al giallo, all'ocra, all'oro proprio, mantengono questo elemento quasi ideale, di idea sempre viva, di elemento energetico che riesce proprio a dare vita a tutto ciò che sta intorno. E quello in alto è una sorta di autoritratto, e questo è un collage puro su carta. E sempre alcune di queste opere che vedremo avranno modo invece di essere proprio esposte al ristorante Voglia, che è il primo ristorante erotico d'Italia. Qui nel corridoio vi invito a soffermarvi su un'opera parecchio complessa, affascinante, ma soprattutto per una tecnica che veramente sa di prodigioso. È un carboncino Psychic Filter, quindi un filtro della psiche, e in basso vediamo delle conchiglie, degli elementi marini, dei materiali primitivi in senso lato, è un collage, che vanno sfumando verso l'alto. C'è un filtro, vedete, con questa caduta particolare, e poi il volto in alto. Sembra quasi una tripartizione, ma al contempo c'è un unicum fluide continuo. L'invito veramente quando a evidenziare, notare questa tecnica che presenta una precisione formale assoluta. Abbiamo qui un ritratto di Guttuso,
quasi fotografico a livello di tecnica di presentazione, nel suo atteggiamento mesto meditativo tipico corrucciato dell'artista, e qualche colore che va proprio a rendere a livello psicofronotografico la personalità accesa, spesso prorompente di Vultuso stesso. È un colore a cui lui è molto legato, il rosso e il porpora, che intride una passionalità che poi lui esterna attraverso l'opera. E invece a destra, da quel lato, invece il ritratto di De Chirico, in sequenza quindi Vultuso, De Chirico, e da questo lato abbiamo il ritratto del poeta castrense Civello. Da qui ci entriamo nel soggiorno. È stato poi di ricevere questo che sembra un fulmine, no? Anche se sembra quasi un elemento fecondante dall'alto, un'idea produttiva che fa sì che la Terra, normalmente amorfa, prenda vita, e la produttività dell'idea diventa una produttività nelle cose e per le cose. L'elemento mitologico delle due figure comunque viene reificato, realizzato attraverso il fatto che l'idea da sola, se non colpisce, se non si posa su qualcosa, se non ha presa, se non viene recepita e interiorizzata, serve a poco. E quindi ecco l'elemento che si fa carico di luce, Gea, la Terra, che prende forma e comincia quasi ad accennare un piccolo muovere di labbra, la tensione agli organi di senso e quindi alla percezione, alla vita che si riceve nella sensorialità proprio dell'essere. Alla destra di queste nozze mistiche abbiamo un soggetto che è tratto da una scultura alessandrina. Sono due lottatori e un olio sul tela, ed è un po' la metafora dell'uomo, della lotta spesso costante dell'uno contro l'altro, ma l'aspetto molto interessante di quest'opera, se notate, è il movimento circolare di inviluppo che va proprio a veicolare nell'idea di Giuseppe il dinamismo della storia attraverso due figure che diventano rappresentative dei flussi storici, dei movimenti dei popoli, ma della possibilità appunto anche di integrazione o di repulsione in base a come viene recepita una data idea. Ritorna l'elemento del fungo atomico, anche in questo caso, meno accennate con rispetto agli altri, i colori prevalgono in maniera diversa, si fanno più pregnanti, materici nella parte bassa, proprio a sottolineare questo flusso distruttivo. Se notate nella parte base del fungo, rispetto a degli elementi un po' accennati a grandi linee, vi sono come degli apuri un po' più aguzzi, vedete a destra proprio il fungo, e quindi ecco l'elemento proprio la capacità di ferire, devastante, cioè l'invito quindi a valorizzare soprattutto quello che spesso è sottaciuto, che spesso non viene attenzionato, ma che invece è frutto proprio di un carisma personale che interpreta ed è quasi una denuncia stessa della guerra rispetto a questi effetti negativi. Ritorna l'elemento quindi un po' della human theory, di questo theory del teorema umano, sempre di una vicendarsi di corpi che formano un inviluppo, un vortice che è il vortice stesso della storia, che spesso si forma attraverso l'opposizione e la distruzione, e nelle varie forme vi invito più che altro a soffermarvi proprio su quest'opera in basso, che è incastrata, vedete c'è uno schermo di Windows, l'attualizzazione diciamo del messaggio mediatico di internet, ad indicare che questo elemento di dissidio, di lotta, è una costante attraverso i secoli e ci viene restituita in maniera proprio mediatica, in maniera più informatica. Un uomo addenta l'altro. Notate c'è una ricerca anatomica molto particolare, quindi un elemento un po' classicheggiante anche in questo caso che ritorna. È stata utilizzata la venatura, la naturalità del legno, diciamo, per dare questo movimento di flusso e quindi anche questo vortice, sempre questo dinamismo storico, che è l'elemento che lega queste figure proprio a cui Giuseppe ha voluto dare forma. Lo vedete anche insomma
sotto forma di altre tecniche. Lì nella parte sopra la mensola è realizzato su un supporto di computer, un supporto di stancante, diciamo dare un trade union tra l'antico e il moderno su questo elemento valoriale che ritorna e che ora viene veicolato in maniera diversa attraverso altre forme d'arte, tra cui anche la diffusione via etere, via internet.